I 1500 bambini e ragazzi delle scuole cittadine, protagonisti in marittima a Venezia di una giornata dedicata allo sport, all'inclusione e all'impegno sociale. Grande successo per la seconda edizione del Playday 2019. È stata una giornata di festa per tutti. Tra le testimonial anche Sandra Truccolo. Giornata Playday stupenda con 1500 tra bambini e ragazzi delle scuole dell'infanzia, elementari e medie, dove hanno passato una giornata divertentissima. Il messaggio importante è quello dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'inclusione, messaggio che bisogna portare nelle scuole sempre più frequentemente. È molto importante sensibilizzare i bambini fin da piccoli. I partecipanti hanno potuto cimentarsi in giochi ed esercizi di calcio, basket, canoa e vela, con istruttori qualificati e atleti professionisti, grazie alla partecipazione delle associazioni che insegnano e fanno praticare sport a persone diversamente abili. Il canoista Daniele Scarpa ha ricordato tutti gli sport d'acqua presenti e lanciato il suo prossimo progetto. Canoa, vela, Dragon Boat, la classica voga alla veneziana, grazie alla partecipazione del team della campionessa Logliani, c'era Andrea Bedin con la Venice Canoe, c'era Tuctan con i Metro e c'eravamo noi con Desailly, il progetto Desailly e Giro d'Italia, il prologo di quello che è il progetto che partirà a giugno 2019, l'8 giugno da Trieste. Allora.